Si respira aria ad alta quota qui allo stadio Schiattarelli di Asola, dove i padroni di casa che comandano la classifica ospitano il Sarginesco terzo in graduatoria. È proprio l'Asola in maglia bianca a produrre la prima azione insidiosa dalle parti del portiere del Sarginesco, che è Furgeri, e poi Pop spazza via un pallone, il Sarginesco si rintana là dietro, mentre da davanti c'è la coppia d'attacco composta da Ferreira ed Ambrosio. C'è anche Zorzella, vedete, con il numero 10, il cross di Oleari, uscita del portiere, poi non riesce a correggere in rete Ferreira, rimane contuso a terra il portiere dell'Asola. Ancora il Sarginesco che prova la via del gol, ma l'Asola riparte con Diego Rivera, perso il pallone, Ferroni, la palla dentro che poi carambola sul piede sinistro di Giuliano D'Ambrosio. Nulla da fare per l'attaccante con la maglia numero 11 che vedete, Nicola De Martino, quest'oggi parte dalla panchina. Primo tempo che si è concluso a reti inviolate. Seguiamo la ripresa con un calcio d'angolo effettuato da Mauro Munaro, pallone sul secondo palo. Esce il portiere con buona scelta di tempo su due attaccanti del Sarginesco. Calcio d'angolo adesso per l'Asola, pallone sul primo palo, il portiere non trattiene, arriva il numero 14 Matteo Bornati e firma il gol del vantaggio. L'esultanza di Bornati, guardate il calcio d'angolo a rientrare, il portiere cerca di tenere lì il pallone ma poi non può fare nulla ovviamente sulla successiva ribattuta di Bornati. E quindi Asola in vantaggio, Asola che prova anche il bis con Margonari. Nulla di fatto in questo caso, ovviamente il Sarginesco affretta i tempi, vuole il pareggio, l'Asola si difende abbastanza bene, qui però c'è un'amnesia collettiva, per poco non succede il guaio, D'Ambrosio comunque resta in piedi, l'intervento di Balzanelli che abbranca il pallone. Ancora il Sarginesco, è entrato De Martino, vedete, si porta il pallone sul destro, il portiere riesce a toccare il pallone quel tanto che basta per mettere fuori causa l'attaccante che irrompeva dalla parte opposta, cioè D'Ambrosio. E su questa azione termina l'incontro, l'Asola consolida la sua posizione in vetta alla classifica, sono 5 i punti di vantaggio sulla coppia composta da Pavonese e Castelverde. Il Sarginesco retrocede in quarta posizione.